Eccoci qua, voglio buonasera. Scusate veramente i 5 minuti di ritardo, che sono rari, e a essere sinceri, io 5 minuti di ritardo non l'ho mai fatti. Veramente non faccio di scema, che mo sta dicendo, quando male, no, sempre un paio di minuti, un minuto, 5 non l'ho mai fatto. Solo che così pazzo, ma che voi non mi crederete, ma qua succedono fenomeni paranormali e zumba la corrente, cioè a 3 minuti dall'inizio della live, zumba la corrente, all'improvviso soli con mano struzzo qua vicino al computer allo scuro, no? Al buio, a poco che dico a fare, tenevo il telefono studiato, mia moglie poi il telefono non lo trovo quando c'è sta la luce, figuriamoci senza la luce, no? Dico il telefono perché come torcia, no? Lo usiamo nel caso in cui insomma corrente, allora ci mettiamo in casa come struzzo e andiamo a cercare diciamo, candele, interruttori, tutti i diversi traviecci vari, no? E quindi mi dico 3 euro per trovare, poi ci trovare, poi ci capire, non so come fanno i cercati, veramente una realtà bruttissima quella dei ciechi, non so come fanno a campare, perché qua mi minuto senza luce, senza capire nella casa mia, 3 euro per trovare chiave dell'interruttore, quello là che sta giù, no? Perché poi vi spiego la cosa, no? Quando zomba la luce è sempre perché, vabbè, ma che cazzo, cioè, no, vi spiego giusto voi sapete meglio di me, però quando uno accende, o perlomeno a casa mi succede questo, quando uno appiccica per esempio, cosa c'ha la televisione, 8 televisioni, 200 furn, 700 fili a stiro, ecco, a un certo punto chissà, l'energia elettrica non sostiene tutto questo, e zumba, sembra che a casa mi sto fatto un suono imbarà, e appiccino pure un poco pure la discoteca, mettono pure i strobe, luci, cubiste, cose. Allora c'è questo eccesso di energia, ovviamente l'energia dice frate, ma che capito frate, poi è un dato. E si deve scendere giù e si deve andare a aprire una chiave che poi tu apri questa chiave, premi questo Lucas, come si chiama, e ci ritorna la luce. Ovviamente poi c'è questa chiave senza luce perché siamo disposti a GT, ci hanno messo 3 ore, ci abbiamo tutti i tipi di chiave, cioè, ci trovate le chiavi, poi trovate le chiavi dello tesoro dei Pirati dei Caraibi, le chiavi del fortino del tesoro dei Pirati dei Caraibi, però non ne cazzo di e stu cosa la luce a basso palazzo, cioè cose assurde, veramente. A poco trovavo pure il chiave la Maronna e l'Arc, però tranne queste qua. Vabbè. Detto questo, io scusatemi per questi 5 minuti di ritardo, veramente mi rendo conto che è antipatica, è una cosa molto antipatica, io sono uno che odia i ritardatari, vabbè, comunque oggi fatta la capatanda, passiamo ai saluti, oggi passiamo ai saluti che ci sono come sempre una serie di saluti, allora, vi premetto che se non vi riesco a salutare tutti quanti è perché ho perso un batallo, quindi mo, io mi segno sempre tutti i nomi, mo vado a capire pure ho caduto un nome a coppa a Facebook e non sono riuscito a segnare. Vabbè, comunque saluto Giusy Reccia, che è la prima, che voglio salutare, poi c'è sta Riccardo Simonetti, Gabriele Simonetti, che penso che saranno frate, credo, Antonio Pellegrino, Sara Dion, che sopra Dior, no? Ma così i cognomi, io non lo so che cazzo di cognome è Dion, però boh, magari sono nomi inventati. Oggi scusate che ma ci mette una mail a chi, e quindi c'avevo i miei rigurgiti come al solito. Via di Bitondo pure la voglio salutare, che non so se sia la prima live che si vede, che mi ha chiesto come doveva fare per commentare. Vabbè, io glielo dico a lei proprio, vabbè, giusto, però dico nada, per commentare basta che siate iscritti al canale e è nata cosa, iscritti al canale e poi non so perché ci stanno problemi e chi commenta col cellulare non riesce mai a commentare. Io sono stato pure a capo, tengo una capo, cioè, che veramente vergogna. Infatti metto la camera un po' più lontana, così, ma poi comunque si vede lo stesso, sti cazzi di capelli crescono come i piante, è una vergogna, ma già tagliamo, scusatemi anche i capelli. E che si dice, no, non so perché chi commenta col cellulare c'ha sempre dei problemi a commentare, cioè questi messaggi che mi mandate dal cellulare arrivano coppa all'email e poi arrivano sempre poi c'è un cazzo rispondo ma no io rispondo non è vero e arrivano coppa all'email il cazzo ne sa no? Però se commentate col computer sicuro mi arrivano, questo vi voglio dire. Vabbè, poi ci stai più, poi voglio salutare Calcio Mollo che è una pagina di Marco Schettino, Calcio Mollo in vabbè, comunque nomi strani, Mario Cantone che se la vede domani perché sta senza la poveretta, Mariano Tramontano, Vittorio Nociglio, Luigi Gallo, Francesco Romano e Giacomo Servillo. Poi la cacchiappata a qualcuno sicuramente che dovevo salutare che me l'avrà scritto sul come si chiama, a Facebook,
e lo vado a salutare, sempre sul computer mi muffa, quello, sul computer mi muffa fa stasera, e li saluto, aspettate un attimo, si trova, no, giù si dice già c'è così, ci sta, allora, Ciro Di Macco, Andrea Attanasio, Matteo Strianese, Mattia Secen, Matteo Grippa, Checco Esposito, Luca Laringe, Enzo Prisco, Emanuela Migliaccio, chissà perché è Alessio Perrotta, c'è scritto un papello male in tutto legge, Michele Centanni, che Michele Centanni è un'abilità a si fa, saluta sempre, ci può scrivere sempre, diciamo, quanti lo posso leggere più, non mi so, stasera è più buono, mica perché tutti i commenti che a Facebook, quanti soldi non li vedo i commenti, cioè io mastico tutti i saluti per prima, e poi mi gioco tutti quanti 9:30, li dico tutti alle 9:30. Io, cazzo, sto dicendo stasera, non lo so, voglio passando i bulletti, non lo so, vabbè. Poi ci sta più Gianluca De Lucia, Lorenzo De Angelis, Pietro Casale, Daniele e Michela, Andrea Catalano. Oggi fatto 80 minuti di saluti stasera e quindi direi di chiudere qui questa cosa dei saluti. Voglio vedere chi ci sta invece collegato su YouTube. Allora, già visto il mio account preferito, MD Discount, già lo vedo da qui, però voglio andare in ordine cronologico. È stato pure il primo a commentare MD Discount, che veramente oramai c'è grande feeling fra questo discount che è oramai entrato nel mio cuore, questo lo sapete. Vabbè, comunque Francesco Romani invece secondo classificato. Poi il ritorno di Ciruzzo, che si chiama Ciruzzo, sta scritto Omex Logico, ma io mi ricordo che lui è Ciruzzo, lo saluto, e dice c'era il Magnifico, bellissimo, veramente una semicitazione, che c'è Lorenzo il Magnifico, che tra l'altro pure ieri diciamo, mi fa ricordare Insigne, che ha fatto un bel gol, e sono contento visto che è ritornato dopo l'infortunio c'era tornato Insigne, però hai rassegnato e quindi mi fa piacere. Io l'ho sciattato pure a capo, grande Napoli 4-2, e chiudiamo qui la parentesi calcistica perché sono i film si annoiano. Buonasera Sina Casacaruto, grazie. Non sai che cazzo mi la dice, invece mi hai fatto questo, mi hai ricordato che sono una Casacaruto. Francesco Romano, molto probabile che Fabrizio sta avendo una relazione con il vicino, assolutamente, anzi. Non sto anche perché io prima di fare le live di solito non faccio cacca, mo sembra un argomento diciamo così, no? Cioè, non mi viene cacà, sincero, no? E poi oggi ho mangiato un po' sballato, cioè quindi non ho manco mangiato, ma mangerò dopo. Ma mangiato una melo, giusto per... e poi mi fa pensare, sto fatto la melo, ma mangiato, no, sei incatastato, io non so se vi capita anche a voi, ma sicuramente, cioè, il cazzo di melo, no? Proprio all'ultima a tutto, quando tutta la sei cavata e sei riuscita a mangiare tutta quanta senza che gastasse niente, niente, l'ultimo morso, proprio si è chiuso a infilare in mezzo ai denti, si è infilato qua e mi pare che tenga niente che così che stanno a appiccicare, stanno a stringere fra di loro e tengo questo fatto che ha già fatto. All'ultimo morso mi ha fatto a me sta mele merda e poi me la mangio proprio. Vabbè, detto questo, quindi non mangio, mangerò dopo, ma tengo fame perché oggi ho mangiato un po' più sballato, quindi vabbè. A lavatrice, si chiama questa lavatrice, me lo ricordo perché l'ha fatto commento nella scorsa live. C'ero saluto, ciao lavatrice, capo. Tra l'altro stasera è anche un po' colpa tua se ho fatto tardi, perché essendo che stiva appicciata, tu lavatrice, stavi accesa e consumi molta energia, è zumbato un dato. Quindi questo è anche colpa tua, lavatrice, vabbè, ti perdono. Forza Azzurri, che stasera addirittura settimo, ottavo commento, cioè non è da te, Forza Azzurri, che Nicola Bencivenga, che veramente sei sempre uno dei primi, ma stasera secondo me hai fatto come me, zumbato un puntatore pure a te, non lo so. Viva Patana, questo si chiama così, io oramai lo conosci, Viva Patana, buonasera Cero e Viva Patana, sempre viva la Patana, che è veramente la nostra ragione quasi di vita, e vabbè. Alessio Enigma, cosa fa una casa costruita sulla montagna? Domanda. E poi anche la risposta è dato la casa caduta. Vabbè, non sono tutte le case in montagna che cadono, cioè, oddio, cioè, essere veramente una casa caduta tu che l'hai costruita sul pizzo di una montagna che evidentemente se cade si una cazzo di costruita a fare. Poi queste domande che tu non capisci, vabbè, non fa niente. Comunque, José Calleon, grande, c'è anche lui, lo saluto. Enzo Picciò, Casacaruto, grande. Emilio Cascillo, Frank, che mi chiama ancora Frank, veramente dopo, saremo alla 61esima live, cioè che è passato un anno, oramai che io sto qui a parlare così, cioè, scimo, cioè, io sono Fabrizio, non sono Frank, ma come cazzo va? Cioè, non mi volevo più se non mi oramai, io sono Fabrizio, non sono Frank, veramente, è proprio
non lo so. Avevo scritto in front molto tempo fa, in una delle prime live, mi scritto in front Cerrone. Capo scritto Stuart, questo è un altro discorso, però comunque per farvi capire che sono Cerrone. Frank, che ne pensi? Che ne pensi delle ultime prestazioni del Napoli? Guarda, io sono molto estasiato, eccitato, tra virgolette, delle ultime prestazioni del Napoli, perché veramente lo so, mi pare che a belle buone esce all'improvviso è un grande finale di campionato. Io spero che il Napoli veramente ce la fa ad arrivare al secondo posto, perché io ci credo, e che vince pure all'Europa League sarebbe giusto, proprio, ci siamo proprio veramente siamo fatto anche un po' il dovere nostro. Salvo Sibillo, buonasera a tutta la famiglia di Case Cadute, vi saluto tutti, Fabio e Fabio, salvo Sibillo, non mi dice salvo sbagliato il nome, Michele Tarteggi, buonasera bella gente, bello questo inizio, sai, di solito buonasera Case Cadute, buonasera all'MD, buonasera bella gente, questa è una cosa che mi spiazza un po'. Fabri, dacci qualche informazioni sulla caccia al tesoro del Comic Con. Ah sì, è giusto, hai ragione. Allora, vabbè, se non lo sapete, ma pensi di sì, perché ne abbiamo parlato abbastanza. Mo c'è sto Comic Con il 30, che sarebbe giovedì, se non mi sbaglio, fino al 3, che sarebbe domenica, dal 30 aprile al 3 maggio, sto Comic Con. Lo sapete già, faccio che è stato usato un cazzo dice, vabbè, io lo dico per chi non lo sa. E io ci sto là, o Comic Con, e sto al padiglione numero 5, che è il padiglione, cioè sta lo stand di questi qua, si chiamano Enginia si chiama, e organizziamo questa piccola caccia al tesoro, che poi sono tipo 4 caccia al tesoro, perché poi stiamo là 4 giorni, quindi se facciamo una sola, facciamo 4, ogni giorno ci sarà qualcosa che per chi vuole partecipare deve trovare questa magari sai, voglio da trovare sta cosa, no? Che poi vedrete cosa, e poi praticamente per cercare tutti questi indizi, no? E questo stupazzi tesoro, no? Però vi dovete scaricare questa applicazione che si chiama B-App. Io veramente non tengo manco, anzi non la tengo la penna, la posso scrivere pure qualche finire si riga B-App, qui chissà cazzo capito, no? Perché ho paura cioè, ho paura, io quasi sicuramente pronuncio male l'inglese, quindi è meglio che scrivo il B-App, poi fa capire con me, voglio scusate la mia scrittura che veramente UCS, ecco qua. Non so se si vede, B-App, cavolo, così, si chiama così l'applicazione. Comunque ha scaricato e non si fa, non vi preoccupate, niente di che si fa, che figurati di produci come me, figuriamoci se proporremo qualcosa che si paga a voi, no, assolutamente, anzi si paga o dice non va scaricato proprio, e invece è gratis, la scaricate sia su Android che su Apple, vabbè, comunque senza che perché tu subito, io tengo un profilo di Facebook e c'è sta scritto, ci messo uno degli ultimi post, sta scritto proprio, ci stanno proprio i link per scaricarvi questa applicazione, la scaricate e con questa applicazione praticamente state cioè potete trovare questi tesori, no? Queste cose che io vi dirò mano a mano di cercare. E lo sapete, visto pure di app specifici che tengo, voglio esagerare, che io vedo dallo schermo, vedo a me che sto parlando in differita, allora mi arrivano le immagini dopo e mi giustica la facevo foglia acustica, scrittura in merda che c'ho. Vabbè, comunque questo è il lavoro. Poi mano a mano vi faccio dei video piano piano durante con acustica e quindi vi faccio capire meglio. Comunque scaricate questa applicazione se non potete qua, questo voglio dire. Comunque, nonostante sì, voi ci fa strati uguali, comunque ci vedremo là, alla fine io sto là, con 4 giorni, quindi la voglio ci vedere, la voglio fare e la voglio ci divertire. Vabbè, andiamo avanti. Detto questo, Salvatore Romano, ma se non esce questi commenti mia, allora è uscito Salvatore Romano e già mi fa piacere che è uscito, perché di solito Salvatore Romano è uno di quelli che quando commenta poi va a finire nell'email e non verifica, ci sarebbe da fare un video, non posso fare di quelli dei commenti che mi arrivano sull'email, che tutti là che all'inizio sono tutti bravi, poi buonasera c'è Rob, buonasera, vabbè, poi vedo che non rispondo, che giustamente i commenti stanno sull'email, poi dicevo, ma che cazzo, rispondo mai, ma come no, ma non si incazzano, c'è tutta un'escalation di sentimenti su quella mail, vabbè. Comunque diceva, ma se non esce si commenta mi prima cosa c'ha piccio centro estetica Roberto Carlino e poi per non finire o porta a fare spesa all'MD, vabbè che tu c'ha piccio centro estetica, allora sì, tu te lo metti come te lo fai nemico, perché Roberto Carlino vive nel centro estetico, ma poi ci faccio su palazzo stasera, ma scusa non lo so, o lui vive nel centro estetico, quindi te lo fai nemico, però sì, lo porta a fare spesa all'MD, subito poi il rapporto si ricuce e quindi sta a posto.
Viva Padano, c'ero, ma in da caccia al tesoro del non ha mai attuato il Gioconut? Beh, sì, diciamo, io era uno dei pensieri che c'avevo, sì, volesse fare per una tappa, ci saranno 4 tappe, no, di questo caccia al tesoro, sì, volevo fare una ricerca di Gioconut, la volevo fare. Quindi sì, è probabile, è ingarrato. Marco Naso, Fabri, buonasera, salutami a me, cazzo caduta che faccio sempre tardi, perché alle 7 va al calcetto, fornisci l'8:30, 40 minuti per fare la doccia, fratello, che te fai? Te fai proprio nuovo, 40 minuti, ma immagino che la Lucchi c'è sotto questa doccia, si consuma l'acqua in da caldare, mi immagino queste scene che succedono a casa mia, poi fare la doccia è solo 9 minuti, 10 minuti per venire, e subito un po' paciata a doccia, e poi non mangio, cioè questi minutaggi, però in riune e morte fame, mi fa piacere, allora, penso che mangi durante la live, non lo so, ma immagino a te che con piatti maccarù oppure che ne so, cazzo da mani, facci sapere perché non lo so. Michele Lampo, buonasera Fabrizio, grande, Michele, bello, Michele Lampo, buonasera Fabrizio, no, immaginate un saluto veloce Lampo, no? Come il tuo cognome. Enzo Piccero, ti dico che ho la cacarella senza aver mangiato la cioccolata. Questo è grave perché se avevi mangiato la cioccolata c'era, diciamo, una ragione per questo fatto che veniva a cacarella. Se non te la sei mangiata, io non lo so quale possa essere questo unire, cioè, che domande. Forza Azzurri, dicevo, ma o pigiamino color topo mi sta mancando, ma tutto a posto, che fine ha fatto? Un pigiamino color topo è un pigiamino invernale. Allora, mo, comunque siamo, cioè, oramai è primavera, lascia stare che oggi si weekend, però non fa più freddo. Mi pare un po' improponibile che lo pigiama, cioè veramente è fatto, è lanoso, capito? Cioè un po' crespo, capito? È fatto, ci sei, sarà sempre un po' pazzotte, non sarà lana vera, però comunque è fatto che la roba casa sua, no? Allora già faccio la doccia, posso metterlo su, magari meglio stare così un po' più diciamo che in magliattello, no? Voglio dire quando si millinea, sapete, ogni tanto mi viene la curiosità di capire quanti siano, vabbè, 52 spettatori non è male, 52 spettatori non è male, è una media che noi siamo sempre una 50. Allora, Gaspare Ricciardi, allora, Gaspare Ricciardi, e mi ha guardato un po' grafa, che ultimamente non mi stai facendo proprio, una volta rimandati detto, ma stasera comincio mezzo la roba, e mi ha fatto una cazziata, mi fa, spiegate che ti ho dato un datore all'anime di destra, che cazzo è qua? E poi ultimamente non mi stai facendo, ma perché mi sto facendo? Poi sono sempre così, non lo so, dimmi tu. Vabbè, c'è critiche costruttive, facciamone tranquillamente, non sto, tanto non le leggo, cioè no, le leggo, non ci tengo. Fius Gamer, PS poi ti mando il bonifico, non ci capito. Ah, fammi pubblicità, poi ti mando il bonifico. Se mi mando bonifico penso che la faccio sicuramente. Mario Belai, poi grande Mario. Buonasera Fabrizio, da me e Mariano ci siamo organizzati per vedere la palla insieme. Grande Mariano, saluto a mille a Mariano che non lo vedo da un po', ogni tanto un incontro mi sa, non lo incontro da un po', con chi sta a fare non ci sto vedendo più e quindi è così. E mi fa piacere stare in live insieme, mi fa piacere. Mary Devil, buonasera, grande Mary. Mary pure ci mancavano un po'. Ma ricordo di più, non la leggevo più. Luigi Minieri, buonasera, ma Rustai, sta a pianura, sempre a pianura, sempre è stato abituato lì da 32 anni. Tina Basile, buonasera, grande Tina Basile, veramente, mi fa piacere che c'è anche lei stasera. Osika Leon, Fius Gamer ha pubblicità in capo, così intanto ci sono dei litigi. Scusate un po' un cavo, cioè veramente questa mail mi sta provocando molto rigurgito. Sta una piscina fra Dio, Francesco Romano, Fabri, usavi le chiavi dell'MD, no, chi te fosse di rifece la foto che oggi mi si in settimana, che poi non è a me, mi mandano, a me mi mandano le foto più incredibili. Su Guaglione la postica scabascia, ma mandate questa fotografia di questo portachiave dell'MD col sorriso, e allora agite le chiavi della felicità, perché ovviamente sono le chiavi del nostro regno. Allora, chi fai pubblicità al mio canale, ma no, mandami prima un bonifico e poi la faccio. Allora, Sabbo Sibilo sei un ritardatario caruto, sì è vero. Osì Leone sta in casa a pianura, Fabri non vattene mo fa, perché no, perché voglio magari non sei credo, ma che tenga veramente nessun tesoro a casa mia. Cioè, a nessuno di casa a pianura, non c'è nessun segreto di Stato. MD Discount, cioè, mi saluti, non parli mai di me, come parli mai di te? Ti guarda, di me parli di te. Veramente a casa pensa, la gente pensa che tu mi parla, addirittura si pensano, cioè, ma al di là di Facebook, no? Qualcuno mi ferma, con amico mio, ma seriamente, non sto scherzando. Fabio, ma sai che lui ti ha detto, posso fare una domanda? Dice, ma lei mi dite parla? No, non mi parla, lei mi fosse la maronna, mi parla, guarda,
secondo me no, ma la cosa bella è che sono mazziato 2 volte, perché a Rim è che all'MD avere non mi va, a seconda è che non mi credono nemmeno che all'MD non mi va, quindi io ho mazziato 2 volte da questa situazione. E poi sempre su microfilm ricette e vabbè, però allora in già ci si fa pubblicità. E a me, ma noi pazziamo, non posso manco pazziare più, perché l'MD non mi va, c'è cose che assurdo. Comunque, un ex logico c'ero in una casa da buonasera, io non so se hai sentito, Gianni Omega, buonasera Fabri, Gianni Omega, tu quando buonasera, un'educazione stasera mai vista, tu quando buonasera, buonasera, veramente noi siamo sempre stati educati, ma stasera particolarmente vi vedo molto, molto educati. No, Gianni Omega dice, ok, subito siamo passati. Gianni Omega, stasera ti fatto un bicchiere di manduia, no? Ma l'ho fatto anche perché è finito, ma io sto vino lo compro una volta ogni tanto, ma l'ho visto fatto, mi fatto un genere mufano un bicchiere, ma non ce l'ho più tutto, ma ho fatto un piccolo bicchierino di vino ieri sera, perché era domenica, no? E non mi faccio a pranzo, perché di solito mi faccio un bicchierino di vino a pranzo, a domenica, no? Voglio bucchinare, no? Però non mi faccio, e mi faccio ieri sera, non mi piace su vino che a andare. Invece Manduria è sempre un grande vino, mi ricordo che una volta ne parlammo anche in una live, ieri convinto che erano vini pianuro, proprio a casa Caruso, e invece c'era un vino che ha la sua storia. Lucia Palmisano, Fabrizi Grossa, grande Lucia, lo voglio bene, ma su 1,74 m più o meno, quindi non è che sono proprio grande, anzi. Emanuele Breck, questo mi piace il nome, Fabrizio sono Vincenzo Emanuele, mi saluti, poi vorrei proporre una cosa, dopo a come perché non fai un raduno al mare? Io pure se fosse, veramente, non scherzo, che non sia prima che me lo dice sta cosa un raduno al mare, perché anzi guarda, lo facciamo, perché a parte che tengo fisicamente ma questo non è questo il problema. Però l'hanno fatto perché, che cazzo, secondo me, una di mare, tutti insieme, non vi richiamo lì di Mappatello, perché sennò veramente pigliamo l'Ebola, però ci organizziamo a qualche parte, sempre lì di liberi, però, voglio c'è spiagge libere, perché poi a fine a fare 1.000 euro. Allora, Manuel Brecca, adesso fatto, posso che cazzo magari con gli altri youtuber che c'erano, sì, eppure sì, tutti insieme, veramente, mi immagino, Dio Burdello facessimo un po' a spiaggia giù a Bicciolo, no, sarebbe una bella cosa. MD Discount, Carlino sempre il lunedì dalle 18 alle 18:30 viene da me, parliamo di cerrone, lampade, case cadute. Lui si peggio me, pensa da una peggio me con Carlino l'MD. Vittorio Nociglio, qua c'è lo Matteo frate Caruto Gatto e Antonio Conte in capo. No, effettivamente, ma scusa, ma ho questi capelli, ma no, non so, sai che quando faccio shampoo è bello e buono, pare che crescono i capelli, non so, come se tu shampoo i capelli crescono, tengo fatto veramente, vabbè, comunque sono veramente sono arrivato al punto di tagliare. Questo si chiama Luigi Pirandello, cioè, ma come sbaglio è pure Pirandello, che là, mi pare che si chiama Luigi, se non sbaglio, poi non lo so che il 900 mi manca come studio. C'era uno, mi sto era lui, guardate, era lui perché mi sono accorto. C'era uno, mi sto apputando nel tauto per il tuo italiano languido, però ti voglio bene. Qui in paradiso ci seguiamo tutti. Gesù Cristo la pazza, perché è bellissimo questa, veramente, si è vista la tua vita poetica di Pirandello, che immagina da Gesù che si vedeva l'altro, così, Maronna, tutti, bambini poi è lui, questo dice. Alfonso Cenname o Cenname, non ho mai capito come si dice il cognome tu, ma scusami. Fabrizio oggi sono andato a fare la spesa all'MD e mi hanno dato un coupon per vincere una macchina. Ancora sta chi il concorso della Peugeot, sì, lo so qual è, che si veniva volantino, no? E ho provato a registrarmi sul loro sito, ma ovviamente una casa caruta sbloccato, ma c'è da aspettarselo, figuriamoci si può. Già l'MD Tenusit è già una cosa che è pure l'applicazione, se per questo c'è anche l'applicazione dell'MD, infatti mi già scaricato ancora, ma presto lo farò. Rusta. Andrea Catalanazzi, c'era sto Buffett stai facendo crescere pronto per una nuova Tug Life a proposito di Tug Life, chi è che ha detto questo commento? Forse una gitto, non comunque sì, oggi abbiamo registrato un'altra Tug Life e venerdì sera abbiamo registrato ancora un altro. Ci sono due puntate, due mini puntate di The Tug Life che presto usciranno, forse una domani, non voglio essere sicuro, però domani probabilmente esce quella che abbiamo fatto venerdì. E non mi preoccupate perché le Tug Life io le faccio perché mi piacciono assai, quindi mi sono fermato per una settimana perché poi venerdì non ci faccio il budello, mi sono a spiegare che c'è con le cazzo e quindi non siamo riusciti a fare delle Tug Life, però
stanno sempre in due mi veramente le tue life perché mi piacciono. E si può mangiare fatto che c'è poche barba che perché è più cattivo, che siamo più nel personaggio di questo criminale delle tue life, no? Con giubbini di pelle, la barba è più adeguato. Vabbè, che diciamo che il barbiere mi un po' ma come hai fatto crescere poche barba, ci sta pure a me mi piace la barba, cioè, perché un po' cazzo me la fa, no? Allora è meglio me la faccio crescere, no? Vabbè, comunque andiamo avanti. Andrea Assunto, Cerrone bello, eccomi, rieccomi. Scusa per l'assenza, ma mi sto preparando molto fisicamente. A proposito, fammi fare un grande in bocca al lupo e vedi, mi lancio col paracadute e la faccio cazzo, da 500 metri, mi sto cagando sotto. E voglio dire che non so come cazzo fare, perché a me, vabbè, compri innanzitutto auguri e tutto questo a questo, spero che non muro, non credo che muore, ma non muore, a piacere, ci fatto morire però è una cosa proprio mamma mia, io mi cagassi sotto, c'è proprio una cosa che credo che non farò mai, mai dire mai, però penso che nella vita mia è una cosa che non la farò mai, perché veramente mi cago sotto, io ho fatto una volta in vita mia, però che se ne stronzava, penso l'ha fatto lui, quel paracadute sulla barca, no? Che lo fila, che tu che la, tutto, cioè, che funziona così, ma penso che l'ha fatto lui, cioè, sta barca, no? Tu stai in coppa a sto punto, stai su un ponte, e allora ti imbracano tutto, ti imbracano, no? Come cazzo, se ci mettono te filo in culo, no? Ti imbracano, non mi viene un termine. E praticamente parte questa barca, e sto filo, tu tieni sto filo che mano a mano, bella e buona, la barca, sai, su tiri, no? E tu poi fai sta corsa un po' a sto ponte, ma io tenevo, stavo parlando di 15 anni fa, no? Facessi una corsa, che sta a finire la bandiera, poi ce la ci manca a correre. Comunque tu corri, e poi che sa, tu fai zumba con questa barca praticamente cammini in mare e tu voli con questo coso attivo paracadute e ti fai sfuggire la barca e tu di mare a barca però vai a uno all'ora quindi non è che all'inizio è bello quando tu ti alzi no questo paracadute dai dici ma non so che cazzo mi ha fatto fare all'inizio però poi dopo sei là in coppa meno struzzo solo tu guardo mare che dici insieme a cara a mare mi sciatte proprio in due fondo Roma però non succede perché comunque è molto sicuro come saggi fatti però paracadute ci c'è è una cosa che vabbè non lo so magari sotto tu paracadute ma cosa che penso ma sì belle a short che tengi no belle faccio paracadute e muore di che faccio che poi per esempio io sono un tipo ma se stessi un po' paracadute no e chi per esempio tengo sempre sta paura che chi sarà no mentre stessi carenna a bascia che chi lo paracadute non sarà avuto no? Io non posso tipo che mi mettesse paura e dici uomo cioè uomo non so cioè dicessi ma che spacci cioè tutto che stesse scenando 200 all'ora no dicessi ma che spacci proprio a mezzo e va a su maronni paracadute e poi morisse cioè non posso dire per esempio dicessi no io sto massa che qualche mai non so che lo fa e che se pensassi vabbè poco ce lo farò mai comunque detto questo Lorenzo Calò, grande Lorenzo, lo saluto. Tu che sei un grande esperto della lingua napoletana, no? Grazie di questa che mi hai detto che sono esperto. Parlo napoletano, quindi sapevi che is ait, lui ha detto, deriva dal latino is ait, quindi noi parliamo un po' latino senza che ce ne accorgiamo, ma noi parliamo di tutte cose, perché poi la lingua napoletana, da quel poco che ha già studiato in vita mi so che comunque è un miscuglio tra napolitano, francese, scusa, napolitano, francese, spagnolo, mo ci vuole latino, perché noi diciamo, l'italiano deriva dal latino, quindi sono tutte una serie di miscugli, ecco, quindi sì, è probabile che sia così. Vabbè. Luigi Minieri, Fabri, ai saluti ti sei fermato poco prima del mio commento. Luigi Minieri, allora ti saluto mo perché può essere veramente. Comunque volevo aggiornarti sulle crescite dell'MD. Io che vivo in Friuli non esiste. Come possiamo fare? Non ti preoccupare, che già sta arrivando l'LD, che è il fratello di quest'MD. Mi pare che piano piano arriverà pure a Udine. Stai serie poi sapere, e se non arrivo, mi arriva nulla, ci mi ha chiamata Roberto Gallino e arriveranno LD ed MD a Bologna. Pietro, no, Enzo P. Cielo ti sta seguendo anche la mia ragazza Carmen. Saluto quella piccola casa di San Giorgio. Grazie Enzo. Saluto Carmen di San Giorgio, San Giorgio a Cremano. Voglio a 6 km da Napoli. Sa solo che o 9 o 10, mi ricordo una cosa che sto. Vabbè, sono stato pure a San Giorgio a Cremano, molto carino, non mi è dispiaciuta. Voglio pagare perché ho sbagliato veramente un po' dei commenti
Vittorio Nocidio, Celo, poiché Mariano non può commentare dal cellulare, te la mando io da parte sua. Celo, ma se ti fai un video a lungo pesce, questo è com'è, meno male che non può commentare Mariano dal suo cellulare, perché se no arriverebbero robe di questo calibro. Matteo Strianese, no, ma come si sa, non va su pesce, come stesso sembra a però non credo che sia questa la tecnica di allungamento del pesce. Matteo Strianese, proprio mi stai facendo morire risate, grande stima per il grande Cerone, se mi puoi salutare, ma fai un favore perché mi metto un po' da corrente, è vero, Mattia Strianese, ma penso che da già non lo so, perché capita che tu quanti sì, no. Vabbè, Luca Buono, c'è Luca Buono, c'ero mi accodo alle case cadute che si fanno salutare. Luca, ti saluto pure a te. Allora sta Mary Oliva, mitico Mary Oliva, ti saluto pure a te. Antonio Santillo, c'ero ma all'estero c'è l'MD, no, penso proprio no, questa è una cosa che ora si sta espandendo al sud, mo stiamo conquistando pure il nord, e dateci un po' che cazzo, e conquisteremo anche il mondo, però c'è da un attimo un po' che cioè, continuiamo a fare la spesa, continuiamo a far incassare soldi all'MD, dopodiché ci potremo permettere di esportare questi nostri come fossero emozioni, a Brenacio Conut, Der Parigi per esempio, no? per citarne una, no? Di capitale, c'è una Choconut vicino alla Torre Eiffel, cioè, là veramente significa cose, non so, immaginavo pure tipo a Miami, che ne sai, una casata cola fredda fuori alle strade di Miami, no? Sono sogni che piano piano noi raggiungeremo se restiamo uniti e cerchiamo di cadere sempre tutti insieme. Marco Schettino saluta che la casa caduta è Padam, comunque saluto Pati Schettino, grandissimo, lo conosciamo tutti, è il capitano Schettino che ha affunnato una nave poco meno di 2 anni fa. Pensavo che stava in galera, Padre invece è ancora a piede libero, ma ovviamente vabbè, comunque io voglio bene lo stesso, perché poi tra casa caduta e barca affondata stiamo lì e alla fine la famiglia è sempre quella, no? È come un cugino acquisito, quindi lo saluto al papà di Marco Schettino, il nostro capitano Schettino. Capace si chiama Agostino, ma non mi ricordo, non si chiamava, non mi ricordo, vabbè, comunque lo conosciamo. Andrea Attanasio, prima quando lo fai il World Tour MD, è il mio sogno, il World Tour MD richiede perlomeno no, non richiede un'organizzazione, però è bello proprio a New York a dire allora basta, organizza solo in che andare, ci venimo fuori all'MD, poi allora pensarci va a casa Salvatore, organizza tutti incontri, capite, da tutti gli MD fuori, perché poi a indice, ma che si cazzo, allora facciamo fuori, no? E ci venimo fuori all'MD, cosa sarebbe una cosa, per me non so, perché cioè, l'MD World Tour, mi immagino, sai, come chi là fanno Ramazzotti, fanno, sai, li Gabù, li cose, li grafiche, tutto bello, sono i miei sogni, purtroppo. Allora, Daniele Michela, Daniele, lo tengo proprio a Facebook e saluto, c'è ma un brinzel e saluto, non si può avere, e dai mo, ha letto commento, muro di, faccerà a Totò un po' popoletta Carlina, non so immaginare Carlino che mi sculaccia, cazzo sta dicendo, dice, oh, viva Patana, dice, ma prima fosse malamente a ci facimmo fa, ma mi cazzo a Fabri, ma fosse malamente a ci facimmo fa una città a cazzo nostre, ci schiattammo una statua di Carlino tipo a Statua della Libertà che reggia una parte ciò con l'ultima che l'ha fatta casato con lo giuro che questa cosa che hai scritto me l'hai fatta immaginare mi sono immaginato veramente la Statua della Libertà o posti di glucosa in mano ma ci immagino veramente una casata cola sarebbe uno spettacolo su Carlino gigante così veramente la vostra fantasia supera la mia di gran lunga siete troppo forti vado dietro perché sennò mi astemmate stata buona. Gaspare, ho fatto rubare Gaspare Ricciardi dice onest, ma quando tu eri, penso che significa, quando un cielo, pigliavo mai tarantello, rispondo onesto, non sbirri, no, onestamente poche volte pigliavo il tarantello, quando ero proprio piccerino, proprio piccolino, cioè nel senso che diciamo, fino ai 12 anni, va, quando sei dai 7 ai 12, cosa ci avevamo ammazzato cabasci, voglio parco a fianco, un po' da buscava, un po' di battevo, cioè, non ero proprio, non ero proprio un mago delle mazzate, però i bot pure i batteva, cioè,
Però poi dopo non mi appiccicare più, perché ho sempre evitato, pure per paura di buscare, sinceramente, ho sempre evitato di fare le tarantelle alle mazzate. Però sogno, c'era sotto sotto nel mio intimo sogno di diventare tipo Bruce Lee, sai, di cazzattone, no, ma è tipo Steven Seagal, no? Di là che batte la gente, anzi, muovono con lo sguardo, capito? Ta, 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 e pare che stanno facendo il cubo di cubo, cioè i blocchi che in mano, ta, 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 i spezzi nei cosci, con lo sguardo, cioè, di fatto così. Ho sempre sognato queste arti marziali che poi non ho mai fatto, perché poi onestamente facesse solamente ridere. Allora, vado un po' indietro, aspetta, Marco Schettino, no, già l'hanno salvato, vado tutto a posto, Bidè, la MIT, ok. Forza Azzurri, Cerro, mentre ti lanci con il paracadute esclami come hai fatto nel sogno con Leone. Cazzo di Leone, un sogno con Leone, ti sia ricordato? Stai pensando oggi, perché oggi su video salvato troppo confidenza, ma come si dice, sicuramente ti lanci con il paracadute esclami come hai fatto nel sogno con Leone, ma che ci facciamo con tanta gente? È bravo, ma se quello, il sentimento è quello. Ma che ci facciamo con tanta gente, magna proprio a me, e chi non lo conosce racconta il verso su un Leone, ne approfitto perché mi ha detto Nicola, che un giorno io, cioè, ma stiamo parlando l'anno scorso credo, ma su Nike stavamo a Piazza per Vicino, no? Mi dispiace perché già lo conosco, però voglio raccontare che forse non so, io mi sono che stavo a Piazza per Vicino, cioè non era proprio Piazza per Vicino, però una specie di Piazza per Vicino piena di gente. Ti presento tipo primo maggio, tipo, cosa faccio, 25 aprile, quando sta un sacco di gente, di festeggio, stanno chi là che vendono i palloncini, sai che vendono i gelati, quelli che vendono i castigli, che poi ci stanno sempre di suono. Allora c'è sta gente, no? All'improvviso, questi per cazzo di me, no? Questi compagni mi ricordo, all'improvviso si vede che là, si è sempre su, ne voglio. Comunque se alla bascia si vede che bella e buona stanno budello, tu ma sai quando succede come ti immazza, no? Diciamo, magari la bassa sta succedendo, non so. Comunque bella e buona riusciamo a intravedere che stava un leone, come se ne fuito un leone e stava sul leone là bascia. Allora, o tu quando affui ovviamente, ma un leone stava là bascia, cioè stavano 300.000 persone, allora sai, noi fuiamo però, sai, uno in capo a me diceva, visto che io proprio mi acchiappa proprio a me, su facci oh, che lo facci milioni mi mette a chiappare proprio a me, oh, che sangue la mare, oh, su leone, mentre mi stai mangiando, no, che poi mi sbranai, no, e mi stai a me non è che me ne fottevo tanto, che io mi stai mangiando, e io sai, oh, volevo liberarmi, io sai, in da capa mi stai dicendo, oh, che facci, sto leone proprio a me mi va a mangiare, meno 800 mi sta mezza a Napoli, questo proprio a me mi va a mangiare, e che maro, e tutto che si mette, che si mi mangiava. E dice, guarda, mi si un po' cacchissimo, 800.000 cristiani, papà mi vai a mangiare, ma che allora questo è stato il suo sogno, non hai mai capito l'interpretazione di questo sogno, cosa significa. Significa sfortuna, significa che proprio una sorte incredibile, che si vede a Napoli, in quella piazza, con questo è il sogno del leone, e no, veramente assomiglia un po' a suo patrone Paracadù, che ovvero c'è un sì, caressa coppa su Paracadù, veramente non mi fottesse che se si muore, ma dice, che miseria, cioè, è come se me l'avessi chiamato, no? Vabbè, detto questo, grande Napoli with me, grande Domidò. Ragazzi, lo volete un regalo da Cerrone? Fatevi raccontare di quando sulla spiaggia con Fabio Mar giocava a pallone e vendere ragazzi di Bagnoli. Questo è un grande assist da parte di Domidò, perché appunto collegato al discorso dell'immazzato, su fatto mi ricordo Napoli di Piano Pacro, voglio veramente Piano Pacro storico, però visto qua io volessi messa a Isa, perché volessi spiegare a Isa questa cosa, vabbè, però cercherò di spiegarvela da seduto. Comunque, praticamente dopo non mi vedo così a me, no? Ma io quando io 15-16 anni, ma è proprio una capa caruta, no? Una casa caruta, cioè proprio scemo, voglio, ma ieri scemo, e compagni ancora più scemo, e siamo tu anni insieme, cioè più scemo in Napoli, siamo tu anni insieme. Infatti, molto quando fanno i scemo, no? Come se mi sta micro mica veramente più scemo mio era, e facevi sci un po' a spiaggia, però i sci in senso buono, no? Esatto, tipo, mi ricordo che passava una guaglione, no? Era carina questa guaglione, era bella, e lui non si è mai stato lì tipo cafuno, no? Faceva, sai, non abbiamo mai fatto questo, abbiamo sempre fatto cose un po' più simpatiche, no? Allora, sai, che si passava questa guaglione, e noi praticamente ci mettevamo in terra, tipo sai, a trascinarci sulla sabbia ai suoi piedi, no? Sai, per pariare, no? Dici, capito? Ci strusciamo sotto i piedi, no? Per dire, so. E comunque, questo, sai, si faceva sorrisetto e se ne voglio. A Bunere mi fa tarsi, non so, comunque facciamo questi stronzati di guaglione.
quando all'improvviso stiamo un po' a spiaggia pigliando solo, a roba, come sai, c'è mezzo, ecco, e le voglio una gang, ma da che, mo veramente una gang di guaglione e bagnoli, mi ricordo, voglio ma da credere, cioè, mo perché si portano roppe taglie, cose, i capelli rasati, ma all'epoca chi aveva i capelli rasati, così, era uno, cioè, qualcosa, era proprio i guaglioni mi sa, chi tatuaggi, chi russa, sai, i guaglioni temibili, no? Comunque tipo una ventina di loro. Erano quattro noi, quattro sci, ma questo ci scamazzano, proprio, ci disse, mo ci affogano a mare, cioè, disse, mo ci sotterrano in da sabbia. Con cacata sotto, ovviamente. E chi si bella e buona, ma lui, una giga vita, ha fatto scena che voglio un amico, sai, io mi ricordavo, no? Che la voglio alla città, che scivolava, che sera, che la voglio la gang, sta che poi voglio la gang, no? E con dice, no, dice, no, ma guarda, non lo so, pensa, no, chi l'hai che siete stato tu e chi lo conosce a comunque, vabbè. No, ma io, sai, mi giustificavo, no? Perché sapeva che là mi era stato zitto. No, ma poi giù, ma io con quei menti parlavo, non è che facevo, ma guarda, ma io poi giù, con chi mi ha detto un packer, poi mi ha detto, ma un packer, talmente forte, mi ha detto un studio, no, chi che stai parlando, mi ha detto una rete, e che le cose che si mette annanzi a chi per buono, partono per dare tempo a ruba. E non ho detto proprio, allora menti parlavo e facevo capire perché poi, guarda, mi ha detto un packer così, boom, mi zumba in una voce, cioè, mi dite uno schiaffo per arrivare a molla, io per arrivare a sta così. Ma hai tentato, no, perché capito? Cioè, mentre mi ha detto Pac, mi riuscite a maizzare e parlava ancora, no, perché capito? Cioè, poi, però che è una cosa che è difficile da spiegare qua. Io ve la sto a spiegare aizzata, veramente. Io non ho spiegato la possibilità di stare aizzata e vi spiega come feci col corpo quando disse mi ha detto Pac. Cioè, mi ha detto Pac e io pareva, per esempio, come sai, tipo i giocatori subito, i giocatori del subito che tengono che cosa sotto, quella, sai che fanno sempre queste. Allora, quando io mi ha detto Pac, io sto a finire in terra, però poi mi sei subito, cioè proprio come una molla. E continua a parlare, capi come si, come si aspetta a ridere, talmente questa molleggiatura, che poi non ci faccio niente, ci andiamo su un packer e ce la cavammo, perché qui veramente ci scamazzava. Comunque questa cosa è rimasta là solo, infatti a raccontare questi compagni però ha già stato perché sennò questo non rende. Dopo detto questo, voglio aggiungere 100.000 commenti, però mi dovevo dilungare un attimo con questo racconto di mazzate, i mazzate, oggi busco azzurri, vabbè. Ma poi no, pigliai pure un pacco una tumba alla fine, con due pacche ce la cavammo. Vagarete, Vagarete. Aspettate, voglio veramente aggiungere un so che commenti, cerco di leggere. Matteo Stianese, ma che me di chiede al poliziotto di guardia, mi scusi, mi sa dire qual è il passato di verdure? Io verdurai, tu verdurasti, veramente Matteo. Con questa, con questa meriteresti essere cancellato. Roberto Gallini, voglio stare anche lui, lo vedo collegato. Roberto Gallini. Buonasera, c'ero, scusa il ritardo, ma era arrivato, scusate, era arrivato il nuovo carico di Choconut e le va a mettere un po' più scaffale. Grande Roberto, un lavoratore infinito, sono che dice vinta e sta ancora sta faticando all'MD, veramente uno che ci tiene alla sua azienda, oltre che all'immobile Dream, che veramente poi è il suo punto fermo. Luigi Minieri, a Spacim nel sogno, a Spacim se non si apre il paracadute, a Spacim i pack, ma che pigliato, ma fosse a Spacim che buttasse male, è vero, io ho questa cosa di dire a spaccino, perché è una parola bella, nonostante sia una parola che a spaccino sapete cosa significa, è una parola che rinforza e mi piace, ma che spaccino, non so, mi piace, insomma, una parola che non si può dire, però proprio fra di voi mi permetto di dirla perché siamo fra di noi. Infatti soffro quando sto un po' con una posso proprio, non posso dire spaccino, soffro, invece quando stanno facendo la vuol dire che ne vabbè. Pietro Iannotta, capacità narrativa a livello Roberto Benigni, addirittura bellissimo, infatti, non sa Roberto Gallino, dice Roberto Benigni, Andrea Catalano, cassato con le cioccolate, le mamme le tengono sempre in casa perché i figli sbucciano le ginocchia, prima mettono la casata cola, uso acqua ossigenata e poi una spalmata di cioccolate come cerotti, è uno schifo, però allora, Mattia Sepe, cioè, cosa pensi di uomini e donne? Io penso che sia un programma stupido ma non finto e non sono giuste tutte le critiche che riceve. Per dire la verità, io uomini e donne ma saranno 10 anni, che non mi vedo perché voglio su 20 anni che fa su uomini e donne. Io a me quando una cosa all'inizio ti posso dire, ah, ok, sì, come che ne penso, pare una mari che non un po' cazzi che durano troppo. Quindi no, non penso proprio niente, per carità, su uomini e donne, non penso proprio. Ehm,
Roberto Carlino dice: "Io descrivi la sfaccina senza essere volgare". Voglio, ma la sfaccina senza essere volgare è molto difficile descriverla perché no, è lo sperma, voglio, cioè, niente di chissà cazzo faricile, non lo sapete che cos'è. Perché poi la sostanza che ci siamo fatti noi, è inutile che poi rim, cioè, siamo tutti quanti uomini sfaccini, scusatemi la cosa, perché noi siamo nati da questa cosa, quindi noi facciamo accusare, no, pure tu sei sfaccino, fra, noi fai un mongolo, mo mi immagino pure con femmina là, però niente, pure tu sì. Scusami donna, però è anche tu sei così. Siamo tutti quella cosa. Infatti è strano, cioè tu quando sta cosa, sai, non si può dire, intanto se noi siamo questi, è bello, non lo possiamo dire, questo che pare scostumato, comunque intanto noi siamo fatti di questa cosa, cioè siamo nati con mezzi rash vaccini. Questa è una mia, io ho un attimo orgoglio sfaccinoso. Allora, Lorenzo Calò, la mia prof di arte, ha detto in classe che sarebbe interessante scoprire come fanno i cibi industriali, come wurstel o formaggini. Ah, come fanno, nel senso come li fanno, chissà cazzo si dice. A quel punto ho pensato ai prodotti LMT. No, ma c'è a proposito di, c'è stato un programma, che mi pare, un coppa di Max, si chiamava così, che fa vedere proprio come fanno i prodotti, se non sbaglio, era ci sto con pubblicità, che oramai non si capisce niente su Max, c'è tipo programmi assurdi, come fanno voi, come fanno quell'altro, come fanno a me, fanno tutto. E quindi mi pare che c'è stato questo programma, non sbaglio, Lorenzo, vediamo. Gaspare Ricciardi dice, "No, scusami la volgarità, no, figurati, a me, volimmo lanciare un bello sondaggio per Guaglione Cangoppa, Guagliù, zitto culo, che sono, che sono qua stufato, non mi trovo, mi trovi sulle volgarità, però non ho pas stufato maschilista, no, che poi pare brutto, cioè, voglio stare snelli, guarda, non mi piace, chissà, a me non mi è mai piaciuto, anzi, io sono molto pro donne, senza che noi siamo troppo zingari, ci diciamo, noi uomini, un po' fa, cioè, quando si tratta di va bene, però quando stavo con femmine mi pare brutto. Vincenzo De Lucia, Alecto, stiamo variando tutti quanti con questa cosa delle case cadute, fatta a spaccino la galera e impara a farti una risata. Non so chi stai avendo, non credo con me perché veramente non credo. Andrea Catalano, almeno quando ha pigliato pacca, dicevi a tua mamma che ti eri addormentato sul lato e quindi ti eri abbattuto su quella guancia. No, fortunatamente, essendo che era estate, e taglio pacca, però poi si amalgamo con la bronzatura, quindi non ci fu l'effetto, capite? Che a poi un pacco da passa, invece un cazzotto in da notte magari ti rimane il segno, ma un pacco da passare. No, poi, però, poi faccio vedere, diciamo, quando vi chiedi su pacco, ecco, se tu su manio vi chiedi su pacco, noi, ma da credere, mo, non lo so, voi che avete fatto, io questo non lo so, ma io vi dico solo una cosa, lui a roppo pigliato su pacco, ci mettete un po' a spiaggia, oggi non ammassare sulla spiaggia per un fatto d'orgoglio, no? Perché poi se ci niemo pareva che erano, la casa era messa paura, però voglio da credere, a un certo punto ce n'avete mai, perché ci veniva talmente a ridere, voglio, ma talmente a ridere che non tenevamo paura, che se chi ti lasciavano, che noi stiamo ridendo, dicevano, no, ma che questi che stanno ridendo, noi ci abbiamo dato due che stanno ridendo, e poi abbiamo lì sul mazza, allora ce n'è mai, voglio, appena 20 minuti, ho paura di buscare veramente, perché già che mi pare perché pensavo, ma sto fatto che era fatto sto fatto molleggiato all'acqua, perché forse era un po' rinda all'acqua così, e sto fatto che erano pigliati sti givacche, adesso fatto c'è rimasto per un par d'anni impresso questa scena di Rio, ma ancora, allora c'è una coppa che la spiace, veramente se no rischiamo veramente di buscare. MD Discount, guarda la nuova foto che ho messo su Facebook sull'MD Tour, non me la fa guardare perché se era per Facebook poi non si capisce niente, dopo la vado a guardare. Vincenzo De Lucia, ce lo sto avendo con un moralista, quella che, detto, che non si fa una risata, ma non ce ne fotte. Avevo semplicemente detto di non voler istituire un padiglione Casa Caruta a Comic Con. Avevo semplicemente detto di voler istituire un padiglione di Casa Caruta a Comic Con. Ma non, allora, i moralisti, per la verità, non vale nemmeno, ma poi tu non sai, può essere, devi sapere, qua sopra, no? A volte uno legge anche, interpreta anche male i commenti, magari chi like una struciata, così per ridere, però perché presumo che chi sta a sapere sta live, no? Che soprattutto come noi, no? Io penso che comunque siano propensi a fare una rasata, no? E non è che non penso che una live che facciamo sapere uno che andano generico, perché sennò avere 5 minuti poi sono a fanculo perché penso che non è ambiente suo, perché casa ride solamente e quindi non ci diamo peso, poi può essere che c'è un equivoco. Vabbè, comunque, Emanuel Brecco, ce lo volevo chiederti perché cosa ne pensi del comico? E volevo di salutare Sara Berriola e Gioia De Felice, le saluto a tutte e due. E che non c'è pensare un comico, no, a me piace, di la verità,
io ci sono giunto l'anno scorso e non mi ricordo se sono andato anche altre volte, però l'anno scorso quando ci sono andato tipo un vari weekend mi è piaciuto assai perché è bello avere tutti questi guaglioni, no? Come noi, vabbè, sono anche più giovani di me, a stanno tuando là, sembra, non so, ci pare tipo un ritrovo, no? Come sai, la Mostra d'Oltremare è bella, sta su Ciardisti, Ciardini Tours, a me piace, una cosa che è piaciuta sta tutta sta riunione guaglione, a me è una cosa che mi è piaciuta assai, poi stivo solo, fu una bella giornata, quindi a posto, devo dire la verità, a me piace come cosa, è una bella cosa, anzi la facessimo più spesso, no? Non per forza il comico, ma pure questi incontri, no? Perché pare un concerto, no? Allora è bello, e poi viene proprio alle porte dell'estate, allora sai, poi fa cominciare a stare giù, beh, mi piace, è una cosa che a me piace. Non so, voglio leggere un commentario, voglio morire niente, veramente. Dudu Channel, buonasera, mi saluti, ciao Dudu, scusami. Voglio leggere a qualcuno che probabilmente non ho mai letto. YouTube Game, poi c'ero, buonasera, grande YouTube. Chi è? Ah, Matteo Strianis, definizione di MD, basta struttura organizzata per la vendita di prodotti appezzottati, soprattutto alimentari e domestici, in cui il cliente si serve da solo pagando l'importo totale alle casse. Vabbè, ma si serve da solo, ma pure in dei supermercati normali si serve da solo, non è che solo all'MD. Alessio Enigma, leggi questo commento, è la millesima volta che lo mando. Su Wikipedia ci sta la caduta della casa Asher. Mannaggia il cazzetta, lei voglio leggere come, mannaggia, non capisci. Antonio Esposito, c'era un saluto da Manchester, la faccio tu cazzo, addirittura. Grazie per i sorrisi che mi strappi, ma immagino quando dici i sorrisi che mi strappi, immagino sempre sta stronzata che a uno fa straccio sorrisi, però è un modo di dire che si dice. Grazie per i sorrisi che mi strappi lontano dalla mia città. Quando mi manca la bella Napoli, guardo una tua live e passa tutto. Ma lì è una curiosità. Fatica fai, questa è una curiosità che tutti mi dicono, ma io spesso ripeto. Allora io mi arrangio, faccio pubblicità, non è che fatica proprio, fatica tutti, no. Però faccio questo lavoro di pubblicità dove ho delle biciclette pubblicitarie, poi tengo i cetizzeni pubblicità, tutte cose un po' più non proprio convenzionali alla pubblicità normale, che è quella là dei volantini, pure li facevano per carità, quando ci chiedono di fare dei volantinaggi, allora vediamo gli procuriamo delle ragazze per fare volantinaggi in dei centri commerciali, a Rugazzo fa volantinaggi, però io sono propenso a fare questo altro tipo di pubblicità un po' più particolare, ma poi capito pure ci facciamo dei video a queste attività, a questi negozi che noi che conosciamo e con il quale lavoriamo da un po' di tempo e quindi mi occupo di pubblicità. Io dico così perché a così racchiudo tutto diciamo, che io faccio, perché poi non è che ricavere non è proprio un lavoro fisso, perché ma non è una cosa in cui io mi arrangio e cerco di fare più che posso. Invece no, mi avrei pondere pure un cazzo, però c'è che fa quello che tengo e ne fa. Allora, aspetta un attimo, stanno commenti che non ah, lavatrice. C'era qualche giorno fa, sono andato ad un ristorante di alta classe, sul menù stava scritto tutti i prodotti sono freschi di giornata, andanti a spiare in cucina che trovo le specialità di Beppe. No, è che veramente cioè, ci avessi fatto un applauso perché giusto però veramente cioè, specialità di Beppe comunque che conquistano una cucina di un ristorante di alto livello veramente mi fa strano. Io spero che, non lo so, spero di sì, me lo auguro per il nostro nonno Beppe che però non sa se comunque Stregone dice che sia Stregone, c'erano i negri, alcuni li chiamano cioccolatini, invece che l'MD li chiamano cioccolatini, PS non sono razzisti, non ci capire che però vabbè, comunque non ci capire che vabbè. Alecto, Vincenzo De Lucia, non sono un moralista, sta appiscicando, infatti ho scritto sempre, ma non su questo perché non sopporto che i puzzi di merda che vanno al comico per prendere il culo a gente. Ah, chissà, la forza state parlando di questa cosa una cosa, poi me ne approfitto perché mai non voglio fare polemico, però mi sta proprio provoca. Oggi per esempio ho visto una cosa, no? Ho visto che ieri facendo un video dove dissi questa cosa del Comic-Con, vengo Comic-Con e che ci sta stufate scaricate dall'applicazione, che faccio una caccia a tesoro, questo video qua, no? E vedete che l'ha condiviso un guaglione, capondere manca fotografia in gruppo, no? E mi giù già quando a fotografia in gruppo profilo, diciamo un po' come ci può stare, no, ma non poco, perché non devo fare niente, ma perché devo fare in faccia, né, capo? Perché? Chi sta scritto praticamente nuovo, mo pure visto riferito a me, mo vanno pure tutti i cafoni. Allora mi sono rimasto un poco, ma dice,
sai che io a chi si chi può vedere, può essere proprio in faccia, no, questi cine che andata caruta, ma di scimmo, no scusa, no, qui divento veramente, ma frate, ma tu che stai dicendo fa, ma tu come connetti e ti danno scasso, cazzo, fra, no, dico, perché mi pare che qua, ma a me se parla così, mo uno è capo, cioè, ma pure si fosse, poco da gente, cioè, non è che uno può, si parla napolitano, per esempio, poi dice che è cattivo, è uno che fa bordello, oppure è uno che è infame, no? E uno parla napoletano, chiamami Cafù, chiamami Mutu, ma non è che mo vengi poi venne i Cafù, cioè, ma che dice, no, so, posso, non lo so, poi a chi sta questo dice, no, poi io l'ho commentato sotto a città, ma che significa? Perché se che volesse incontrare, perché io sono convinto che poi questi qua, se uno li incontra, sono tranquillo, però come coppa internet chissà quale bucchina niente vanno fa, quale di non lo so, i paladini della giustizia, la Wall Rami, non lo so che buono. Allora, sai, mi immagino questi qua, quindi voglio, ma stiamo sciolti e dici, boh, ma ero comico, non ci scassato, cioè, nel senso, divertiamo, ma che ne può, ma tu un po' sta che pure per me ci stanno i quoz da qualche parte, e mica come frutta a me, ma state che i quoz, e sto che con chi voglio stare, ognuno sa con chi vuole stare, cioè, come la ci fa, ma chi vuole questo cazzo, ma non a te, dico in generale, ma chi vuole con vabbè, comunque, Roberto Carlino, ce lo si potesse salvare un solo prodotto, si potesse salvare un solo prodotto fra il fragolò e il sorsetto, cosa serve? Guarda, su fragolò che ultimamente è stato a Facebook, e a me veramente probabilmente è secondo a sorsetto, ma solo per una questione che a sorsetto a me mi aveva in un momento che non lo so, quando ha letto il sorsetto io non ci potevo pensare. Però fragolò si classifica al secondo posto tra i prodotti oh, se sarà caga mio cazzo, Mourinho 6 ah ecco, infatti è lui perché infatti non si preoccupano, erano le 22 e 30, eccolo qua, caga mio cazzo che è proprio scassa cazzo proprio ufficiale della live e stasera voglio fare una cosa, voglio rispondere, scusate, il telefono mi è un po' ritardato, peccato perché volevo spiazzare e volevo rispondere, di solito non lo rispondo, però volevo rispondere stasera, il telefono mi muffa. Peccato, peccato. Non l'ho potuto rispondere, non l'ho potuto rispondere, però mi sarebbe piaciuto di spiazzarlo, anche se lui ci vede, quindi non è che sa che spiazzo sia. Comunque, dopo questo dicendo, che se ecco qua. MD discount per il fatto di prima se ti pagano per tutte le volte che mi nomini, tu milione ma se, voglio dire, se nominassi se mi passassero l'MD, guarda, io non so anche contro il mio interesse. Allora, se mi passa l'MD, no, secondo me io non sarei poi non riuscisse a essere più a così regime passionale nei confronti dell'MD, per dire la verità. Però magari sì, non lo so, comunque boh, il discorso non sorge perché non mi va, quindi Medio Oliva, se tutte le persone del mondo avessero l'1% dell'animo napoletano, il mondo sarebbe un posto migliore, non pensare a queste case dove vai avanti. No. Allora, io devo dire una cosa, Medio. A parte il fatto che, ma questo è un discorso particolare, la mia idea è che se ne caga mio cazzo. Se sarà grande casa che coccata casa che infatti, ci stava 5 euro. Perché poi vedono che chiamo caga mio cazzo e poi bella buona, sai, si diventa tu quando che poi mi chiama in da, però non faccio, faccio ti chiama solo a caga mio cazzo, ci caga tu cazzo, pure, ci utriamo caga cazzo in ala. Allora, vabbè, ci penso quello che stai dicendo. Mariano Tramontano, c'è il mio amico Castrese, la gomma, me lo ricordo perché il nome è indimenticabile, è una grande gomma bucata, pensa che gonfia una gomma si piglia un euro, e vabbè, ma pur cappiano, non voglio fare nomi, ma a me può gonfiare una ruota in una bicicletta, e non sto dicendo una macchina, ecco, ma però sta pure chi non si piglia niente, perché ma sta nata casa caruto di cui non faccio nome, che invece si piglia i soldi per comprare la bicicletta. Il bot si piglia un euro, il bot gelato, il bot, ma no, per carità, però avevo pure ragione, perché uno dice, ma ci viene a comprare una volta, ci scassato, anche ragione, anche ragione. Quindi un euro per comprare la ruota c'è anche un po' un po' ragione, io dico un po' rare, tu dici giustamente un po' rare, ma fai un euro, vabbè, comunque detto questo fatto della ruota, aspetta, una cosa, mi sto buttando le mani e piede, voglio non passare la scusate un attimo. Oh. No, mi fa piacere che siamo aumentati a 60 spettatori, perché cioè, è una cosa che di solito scendiamo durante, invece questa live stiamo aumentando, forse scendere, scendere, e quindi per premiare questo picco di audience ci stiamo nati 10 minuti, vabbè,
di solito finisce alle 22:30, invece stasera finiremo di eccezione, ma 5 minuti di ritardo, però ci sono 5 minuti di recupero che devo dire, ci stanno e quindi a già essere oneste, quindi non solo, mo scadono i 5 minuti di ritardo, però nonostante i 5 minuti mettiamoci anche altri 10 minuti di live, perché siamo buoni, stasera ci sta, siamo alle porte dell'estate e fa meno freddo, e ci divertiamo, siamo in linea, ci divertiamo noi più. Allora, Alecco, Fabri, senti, quale serie TV hai visto? Supernatural, lo conosci? No, mi dice qualcosa, non mi dice qualcosa, non me la ricordo, però io serie TV sono poco negate, perché io sono rimasta a Beverly Hills, Room One, sono rimasta a Dawson Creek e ne manca la ci sta quanto, quindi serie TV sono poco negative, perché sono un po', infatti mi incuriosisce Walking Dead, Breaking Bad, come si chiama, queste cose, però poi non mi dico mai perché c'hai tutta ma compagnia cantante non ce l'ho e quindi mangiare streaming se su computer allora non è cosa per me perché non sono cose peccato che me le vedrei perché ne parlano bene di qualche serie TV ne parlano bene ma sono poco negate. Luca Buono, c'è la quinta volta che faccio su commento ma amico cocco voto su WhatsApp ne a casette ce ne mancano casa caro ce ne mancano case no io ho fatto già la gita con qualcuno in coppa a Facebook io no questo voglio fare proprio perché no vorrei lo voglio fare voglio organizzare un cazzi incontro a casetta perché mi rendo conto che noi siamo in Napoli no? Io sono di Napoli parecchi usi di Napoli però ci sta pure di casetta e quindi quando organizziamo qualcosa che ne sai, c'è Comic Con magari ci sarà pure qualcuno in casetta va bene però quando succede qualcosa, qualche incontro, io mi rendo conto che chi abita a casetta non può veramente casa e come trova difficoltà o non può venire. E quindi io ritengo giusto che con qui ne sarei a casetta, che ne sai, tutti quegli che hanno fatto l'ultimo incontro, che hanno, cioè chi facciamo questi cazzi video a YouTube, prima, che noi veniamo là e facciamo un bel incontro a casetta. E io sarò veramente felice di farlo e lo farò. E ci voglio proprio pure di farlo in luglio, giugno, ecco, di venire a casa e fare un bel raduno tutto quanto noi che facciamo i video così troviamo veramente, cioè, veniamo incontro a questo fatto che mi rendo conto che state a casette e non è facile. Francesco Veneruso, Ciro, perdono il ritardo, è una poco a mezzanotte, non fa niente, no. Stavo vedendo come fare un viaggio di 3 giorni per l'anniversario con un ragazzo, ma un viaggio scontato MD non c'è. No, guarda, tu manca, ma tu puoi dire questa cosa, me lo sai, che all'MD stanno andando pure i viaggi, io mi lancio in questo spot pubblicità, ma perché a parte quando trase proprio all'MD ci sta proprio un tariffario, cioè, lo so, pare che non sto pazziando, è vero, e poi proprio volantini stanno all'ultima pagina, stanno incominciando a comparire, ma anche l'anno scorso c'era, no? Sti cazzi di viaggi all'MD, quindi magari potrò anche qualche bello offre, io non lo so, perché oggi c'è un viaggio con l'MD, non lo so se mi sta a fare, anzi mi sta a fare, perché io non vengo a lì, quindi mi sta a fare pure con l'MD, però vedi tu poi mi fai sapere. Forza 12 euro e fanno un tour regionale affinché le case che aumentano, vieni a casa al nuovo, ti offre una bella marina ad l'MD. Ma sì, infatti bisogna stilare una mappa di tutti gli MD che stanno diciamo, a livello regionale e organizzare proprio di là, sai, diciamo, Casa Nuova, Casa Pool, Casa Caruto, Casa Caruto non esiste, però ci facciamo tu, questo MD World Tour da farsi. Antonio Sandillo c'è ma da quale barbiere vai? Voglio pagare due papos, poi sta accappiando uno con che sta fuori a me. Io tengo tutto fuori da me, MD, parrucchiere, Cocca cazzo, tutto vicino a me, come papos si chiama. Vittorio Noci dice, lo posso salutare un bagnero, mi si chiama Luigi 5 Stelle, ci tengo molto e mi face specie se uso, ciao Luigi 5 Stelle, ma oggi capito su fatto 5 Stelle se io avrei oppure una sua preferenza politica, i cognomi 5 Stelle, oppure non so, cifra che comunque a lavatrice qual è la parola napoletana più cafone? Vabbè, ci stanno i pacchi, parola cafone, è soggettiva, è relativo. A me piace assai, come cioè, mi è venuto in capo, mi piace molto Afrasciutum, cioè, per me Afrasciutum è una cosa che mi affascina, perché era proprio senza, dicevo, ma proprio come ma che vedi, proprio Afrasciutum, c'è proprio, dicevo, non so, mi regna, sai, immagini proprio che cosa frascia, no? Mi piace, Frasciutum è una cosa bellissima, una parola di quelle che io amo. Carmine Migliaccio, ce lo sono mano, no, mi sa che era Carmine, è la sorella di Carmine, al telefono mio c'ha già fatto
fa o vuole l'angelo, perché comunque di sicuro ci sarò all'incontro a Casetta, spero lo farà il più presto possibile. Grande Emanuela, la saluto, ma perché dici che ha stato telefono, forse perché non facevo commentare sicuramente. Sì, io voglio fare questo incontro a Casetta, ma io ci ho getto a tuo fratello, a Carmine, perché veramente lo voglio organizzare, voglio fare questa cosa. Silvia Parravano, Fabrizio, io e Cioppa caduta. Ah, ma questa è la grande Silvietta, eccola lì, con la sua Michela Cioppa, che sono due case cadute che poi riusciamo a capire solo il 20% di quello che dici, ma c'è una cosa buona, 20%, guarda che non è male, non è male. Però veramente complimenti. Come parli tu non parla nessuno, ma è veramente, cioè, non so se è un complimento o uno sfotto, comunque mi fa piacere che il 20% lo capisci, perché voi dovete sapere che Silvia è abruzzese, e quindi cioè, ovviamente non è che ho capito tutto che dico, ma manca capiscono tutte le parole, cioè saremo al 50% con loro, a te il 20%, quindi per non essere napoletano è una buona media. Alessio Enigma, cioè, per noi è l'idolo delle case cadute, che per me è uno stile di vita, ma oramai voglio, cioè, il casacadutesimo cioè, veramente è quasi una religione, cioè, non so quanti adepti possiamo contare fino ad oggi, però guarda, veramente pure Silvia che sta in Abruzzo è riuscita a esportare un po' questa parola nel suo paesino dell'Abruzzo, quindi veramente stiamo riuscendo a conquistare anche altre regioni, quindi insistiamo perché ce la faremo. Dudu Channel, c'è ma l'MD vende anche le case cadute? No, ancora no, non ci siamo ancora espansi diciamo, nel punto di vista immobiliare, però tramite la partnership con Roberto Carlino contiamo di vendere qualche casa caduto entro fine anno, vorremmo un po' di iniziare questo mercato, ma mano a mano piano piano, io muovo i viaggi e case, i spaccini, comunque siamo nati come un supermercato, quindi non è che prima piano piano, poi piano piano ci quoteremo in borsa, cominciamo a vendere un fumo, la droga, piano piano si riesce a fare tutto, però piano piano. Enzo Picero, ma ora quando ritorni in TV, invece se cazzo dice no, e ti devo far salutare, è andato da culo peloso, cioè, io mi sono scordato di questo fatto, ma non so se mi avete visto, praticamente sta sto compagno mio Alberto Cuomo, che è un compagno mio che giocava con me da piano 20 anni fa, quando giocavamo proprio 20 anni fa, e che suo ha fatto una carriera come giornalista sportivo, e praticamente mi ha invitato ai Fagoni a fare questa trasmissione che si fanno a Teleclub, Telelibera, mi pare, di un cinema, non mi ricordo quale, e comunque se io ci occupiamo come si è seduto là a Giuliano, mi è venuto a pigliare, non è che sono seduto là perché sto capo, è venuto a pigliare Simita Giuliano. Simita Giuliano, e questo programma che parla del Napoli è tale e quale alla live, un bacino prima diretta, tale e quale. Sono l'unica cosa che arrivavano le telefonate da casa e poi i messaggi su WhatsApp. Allora è stato bellissimo perché siamo stati là 2 ore, io mi sentivo proprio a casa mia perché la stessa cosa si fa live, visti là solo Castiva Alberto, e poi arrivano questi messaggi Wust, Casa Caruto, MD, Roberto Valizia e Capitino, non voglio, cioè veramente noi abbiamo colonizzato in un programma, cioè con tutte le cose che dicevano noi in live, cioè veramente Capitino, a un certo punto Alberto Correva, ma gente che oggi ne è arrivato avanti nell'MD, a Casa Caruto, Forza Casato Colo, vabbè comunque dico, cioè, a scassato, è stato bello e spero che Alberto mi inviti con cada volta perché è stata bella cosa, mi sono divertito bene, sono uscito dalla Tinder molto entusiasta perché mi piaceva questa cosa. Comunque, e poi cercherò perché mo non so, a proposito, Pietro Fabio, ragazzi, mi è uscito Pietro Ferraro, un amico mio, che praticamente ha registrato la puntata, no, su come la domanda, capace che la metto pure su sempre nei nome Facebook, a così va faccio presi per chi non se l'è vista sta sto programma che sto parlando che è uscita in settimana. Vabbè, comunque, Ducia nell'impero coloniale delle case cadute, un sogno che diventa realtà. Oggi, ma mano a mano veramente lo organizzeremo e diventeremo una città-stato, quindi proprio la chiamiamo casa caduta, regno delle Camorine proprio il nome proprio, e fonderemo questo piano piano. Oggi veramente datemi tempo. Vittorio Nociglio, viene a Giuliano e non mi viene a salutare a casa caduta. Ha fatto fatta su da Giuliano tutto su lì. A parte che Giuliano è grosso, voglio dire, vabbè, poi sicuramente su Magno Mimmo, prima dice a spiaggia, è stato una vittoria cinema, dicendo, poi andiamo a casa. Forza Azzurra, cioè, viste le elezioni che si terranno a maggio, questi mi saranno un'informazione che io non avevo,
non so se ve posso fare. Ognuno ha una sua idea politica. Perché non creiamo un movimento case cadute con il logo di Carlino per i maschi e Barbados per le donne? Ma veramente la carriera politica. No, a me mi piace questa carriera politica. Allora, Ciarlo che si chiama 21-23. Frank, sei fantastico, però non so Frank. Ho un dubbio, sei mai... sei mai stato all'Idol? Non pare che ci... no, se mai stato all'Idol, no, ti ricordi, tu sei stato all'Idol, però io oggi vi svelo questa cosa proprio nel finale della live, però io, ma da capire, ma da giustificare, ma dici niente, io ve lo dico, che rimanga fra noi, perché cioè, noi siamo intimi noi della live. Ma io, oggi sono chiuso un attimo, però, perché la verità, te ne vai a scimmi, fammi, scusate, sono un attimo a due sigma, non lo so cosa pensare, una celuna, è stato come fosse stato un bacetto, cioè, capito? Non è che un tradimento, che dice, quasi andare a letto con... No, è stato come fosse un bacio a timbro, capisci? Perché voglio, tenevo appuntamenti 5 e mezza, con certi compagni miei perché mi ha passato un po' e voglio tenere una fame esagerata perché ho fatto una giornata sballatissima, non era mangiata, si fuori a questo sigma, si faceva chi si fa, facevano tardi, l'MD si troppo lontano, non è che potete una rete, ecco, e ho dovuto entrare da Sigma per la prima volta in vita mia, veramente c'è stato pure coperto, perché in realtà mi sono messo a puccio, come fa parecchio, fare bruzzi negli occhi, cioè, come dicevo tu, sempre mi metto a trasitato Sigma, mi sono camuffato e mi ha piaciuto un pacchetto di tarallo, un piccolo, una bustina di taralli, a 10 erano pure buone, perché e immagino mai di vedere, io so, i taralli da Sigma, e vabbè, una volta, che cazzo, una volta si può fare non vi fate finire che non ho detto questa cosa, voi non seguite il mio esempio, perché sennò veramente poi crollerebbe il mondo intorno a noi che abbiamo creato. E quindi, però un attimo un bacetto a timbro a musica, ma sti cazzi cose, è capitato, noi ci è capitato. Comunque andiamo avanti con questa triste storia, perché mi rendo conto che qua dall'altro lato pure voi sarete qualcuno sarà piangendo, qualcuno sarà disperando, però può capitare. E quando mi MD discount dice no traditore ma io sai che tu sei la mia ragione di vita è inutile che io lo dico mo perché pare che mo giustificare lo sai che io ti amo e sei nel mio cuore però me l'era vabbè comunque Mario Oliva si è passato al territorio nemico no voglio ma cazzo molti più allora cioè, mi sono confidato di questo segreto con voi e voi che miseria sei mai stato a Bacoli sei comunque stato a Bacoli c'era una tradita, c'è una tradita, voglio finire. Mi fate farci via gol perché io la prossima non mi confido più con voi, che cazzo. Niente, voglio sono fatte le 2:47, la già lasciavo perché mi stava veramente fame, perché ha giusto di Taral, quindi, quindi mi è venuto un po' fame. E quindi voglio niente, come rimaniamo? Ma boh, rimaniamo che ci vediamo sempre lunedì sulla live, ovviamente, sempre lunedì alle 21:30 e poi ci rimuovo, io spero che venite, spero che la maggior parte di voi ha la possibilità di venire, poi quando è buono non potete venire, non vi preoccupate, perché veramente poi organizziamo cada cosa, sicuramente a già fanno un raduno, aspetta io stavo, sta scaricando una batteria, scusate un attimo, Brescia, manca a salutare, aspettate un attimo. Allora, la casa canale mi carica la batteria. A posto, ecco qua. Se non riuscite a venire a correre, non vi preoccupate che presto organizzo sicuramente un incontro come ho fatto l'anno scorso perché veramente lo voglio organizzare e quindi ci avremo quando là. Vabbè, poi ci avremo come quando vecchi viene invece e niente, voglio questo è qua. Andiamo a fare tutte cose stasera, abbiamo fatto la capatana, non mi dici niente e basta, e che mi scordo niente. No, mi scordo a tutti di là, giustamente se viene la live, se la vedono dopo in differita, che voglio bene, saluto sempre e niente, questo è quando arriva a mangiare, è stato buono, forza MD sempre nel mio cuore, scusami questo tradimento che è stata una cosa giusto per e basta, voglio un bacione, spero che siate stati bene, ci hanno fatto una bella oretta insieme che subito è volata e che se qua no, sotto un cazzo lo buttone per chiudere a posto, voglio, scusate i capelli sempre così, ma me li taglierò un bacione, ciao a tutti e forza Roberto Callino LMD e tutti i casati, ciao aiuto.